L'alzabandiera prima la posa di una corona d'alloro dono del presidente della regione, del presidente del consiglio regionale poi. In campo del Ghetto Novo a Venezia si è aperta così la cerimonia ufficiale del giorno della memoria, quest'anno per ragioni tecniche anticipato al 21 gennaio. Accanto al presidente della comunità ebraica, il governatore Luca Zaia, il rabbino capo di Venezia Rav Shalom Babut ha voluto sottolineare la doppia valenza attribuita alla celebrazione. Molto spesso noi ci soffermiamo sulla memoria negativa, bisogna anche ricordare le cose positive. È stato possibile, ce l'abbiamo qui vicino in Veneto, un esempio classico è quello di Perlasca, che ha fatto una cosa incredibile, ha salvato migliaia di persone e quando gli ha chiesto, che era a Budapest in quel momento, gli hanno chiesto: ma lei come ha fatto? Ma semplicemente perché fare il bene è la cosa più banale, che ognuno lo può fare. E quindi la memoria della Shoah, della deportazione di oltre 200 ebrei da Venezia, ma anche la memoria buona, perché ha spiegato il rabbino, ognuno può rifiutarsi di accettare leggi come quelle razziali ingiuste che discriminano un cittadino rispetto a un altro. E proprio sulle leggi razziali si è soffermato il presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati. Il punto è che le leggi razziali, il giorno della memoria non è un omaggio agli ebrei, è un ricordo di quello che è successo a un periodo in cui l'identità nazionale è stata gravemente offesa, perché i valori di libertà, di rispetto e l'evitare la divisione è stata un'offesa di cui gli ebrei sono stati le immediate vittime, ma che ha inciso su tutta la società italiana, il cui tessuto si è imputridito. Gli ebrei sono stati le vittime immediate, ma è stata una sconfitta per tutti. È stato un momento terribile, il più brutto della nostra storia, ha detto il presidente Zaia, prendendo le distanze dallo spauracchio di parallelismi evocati pressoché quotidianamente dall'insediamento del nuovo governo. In campo del Ghetto Novo, assieme agli alpini, anche tanta gente comune, gli studenti di una terza media del Serale, una classe di giovani provenienti da diverse parti del mondo, coi quali il presidente della regione si è fermato a scambiare due parole. Sono ragazzi, ha detto Zaia, che rappresentano un'immigrazione buona, che hanno un progetto di vita, che sono qui per capire, una risposta sana alle notizie negazioniste che rimbalzano sui social e a chi inneggia la Shoah.